Eccoci insieme, buona giornata, ben arrivati con noi, vi ricordo siamo sempre in diretta, quindi potete fare le vostre osservazioni, i vostri messaggi o le telefonate. Di che cosa parliamo? Avevo preannunciato anche il tema, qualcosa di molto interessante, finalmente di costruttivo, di proiettato nel futuro e non ripiegato su quello che non va nella nostra situazione in generale. Parliamo di città sostenibili, in modo particolare Città di Padova, un'iniziativa voluta da Confservizi del Veneto che si è, diciamo, avuto il suo apogeo in un convegno molto interessante il 13 novembre scorso, che si è realizzato proprio a Padova al Parco delle Tecnologie, per presentare una mobilità sostenibile, ecocompatibile, innovativa. Di che cosa si tratta? Che cos'è nello specifico? Beh, a raccontarvelo saranno i nostri ospiti, ve li presento subito. A rappresentare proprio la città di Padova, tra l'altro arrivato con un mezzo sostenibile, il vice sindaco Ivo Rossi, ben arrivato qui con noi. E poi Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto, che hanno organizzato questa iniziativa e che hanno questi mezzi in qualche modo, adesso ci spiegherà come. Ben arrivato anche a lei. E poi ben arrivato anche al nostro ospite che rappresenta invece in modo particolare la Fondazione La Fenice Onlus, il manager di questo parco, diciamo, di tecnologia, Andrea Grigoletto. Grazie anche a lei di essere qui. Sostenibile dal punto di vista del prezzo, ma insomma ci teniamo anche noi a muoverci. Però il top dell'ecologia l'ha raggiunto per arrivare qua nei nostri studi Nicola Mazzonetto. Ma lo faccio per me perché sono rigidamente in dieta, quindi il camminare mi fa anche bene. Allora, scherzi a parte, entriamo un po' nel merito specifico perché l'iniziativa è estremamente importante ma anche interessante e come hanno fatto alcune osservazioni lancia un po' Padova come capitale di un'Europa 2020-2020. Potrebbe essere questo l'avvio, cosa ne dice? Sì, l'iniziativa Confservizi Veneto e Camera di Commercio di Padova, con questa iniziativa delle città che si sviluppano in modo sostenibile e responsabile, perché questo è il cappello principale, che quest'anno ci siamo concentrati sulla città elettrica, perché è il tema nazionale e di quest'anno proposto dall'UNESCO, e che l'UNESCO, che forse molti non sanno nemmeno, e che l'UNESCO ha approvato il nostro progetto, che è l'unico progetto approvato di un'associazione regionale nel Veneto, e siamo felici di girare questa iniziativa alla città di Padova, perché sarà questo progetto complessivo dello sviluppo delle città in modo sostenibile e responsabile, oggetto di presentazione all'Expo di Milano 2015, quindi sarà credo un servizio ulteriore che possiamo offrire al territorio veneto e in particolare a quello padovano. Città di Padova non casuale, perché ha delle realtà in cui c'è una scelta politica ben precisa sul dare alla città una mobilità molto particolare, molto spinta sull'innovazione e sul risparmio energetico. È la prima città nel Veneto in cui si attua la politica del tram elettrico, un tram anche particolare, ma non mi addentro io nello specifico, però è un'azienda nostra associata che lo sta attuando e muovendo, perché con la PS Holding è la nostra società di trasporti di Padova, ma è una scelta politica più complessiva che si innesca nella città. Come ho avuto modo più volte di dirlo, Padova riesce anche a produrre energia, molta energia, dall'utilizzo dei rifiuti. Piaccia o non piaccia, c'è il migliore termovalorizzatore presente in Italia, che è il migliore a livello europeo, con le ultime tecnologie, quindi
dai rifiuti all'energia, l'energia che si ricade sulla mobilità. Credo che abbiamo chiuso il cerchio in modo perfetto. Poi c'è una realtà importante di ricerca, di sviluppo come la Fenice di Padova, che non sono casuali, ci sono perché c'è un sentire dentro e c'è un'intelligenza su Padova che va sviluppata. Ecco, dopo sentiamo anche appunto la Fenice, come si struttura questo parco tecnologico, vedevamo anche le immagini. Sindaco, vice sindaco, che valenza viene ad avere dal punto di vista, proprio anche in un contesto di proiezione, si parlava la data dell'Expo di Milano, però un po' in sé per la città di Padova, aperta a poi diventare una metropoli o una città estesa, questa iniziativa? Beh, innanzitutto noi dobbiamo progettare la città per i prossimi 10-20 anni sostanzialmente, e non possiamo più farlo nei modi tradizionali in cui abbiamo interpretato, la politica ha interpretato nel passato cosa voleva dire la crescita di una città e il suo sviluppo, e dove prevalentemente gli investimenti e le cose da realizzare erano infrastrutture, chiamiamole così, stradali, cioè, oppure grandi opere pubbliche, tribunali, gli stadi, cioè siamo in una fase, diciamo, di un'infrastrutturazione hard del territorio. Oggi vediamo sempre di più come questo sia un prerequisito, ma non sia più sufficiente se vogliamo essere competitivi, soprattutto all'interno di una crisi come quella che stiamo vivendo, che è molto pesante. Abbiamo bisogno di reinterpretare cosa sarà il futuro e introdurre, grazie alla tecnologia che si è resa disponibile nel corso degli ultimi anni, in particolare l'informatica, ma non solo, introdurre tutte quelle innovazioni che rendono più competitivo il territorio, lo rendono più sostenibile, perché uno dei requisiti fondamentali per avere anche una valorizzazione della città è che questa sia una città dove si vive bene, dove si respira un'aria buona, dove le relazioni fra le persone sono semplificate. Allora, in questo caso, perché è un piccolo segmento di una città intelligente, però insomma un segmento importante, è l'introduzione dell'elettrico di cui abbiamo discusso all'interno di questo convegno che è organizzato da Confservizi, dove si misurano le pratiche che dovremo costruire nei prossimi anni. Alcune le abbiamo già attuate, tanto è vero, devo dire con soddisfazione, che una ricerca pubblicata al Sole 24 Ore 15 giorni fa poneva la città fra le prime 4, la nostra, fra le prime 4 a livello nazionale, come città in cui si investe molto nell'innovazione e nella... Questo è estremamente positivo. Sì, è che lo sto dicendo in questo momento, i giornali locali o le televisioni locali, quando si parla bene, abbiamo conseguito degli ottimi risultati, non fa notizia, perché in fondo se uno come dire, butta un cestino, rovescia il cestino in mezzo a una troviamo magari titoloni giganteschi. Capisco che quello è un problema, però talvolta bisognerebbe avere un mix di cose che funzionano e di cose che non funzionano, perché altrimenti questo deprime anche noi stessi, perché ci pare di vivere in un ambiente in qualche misura ostile. Allora dicevo, abbiamo fatto investimenti importanti, che ci vengono anche riconosciuti. Il tram è un esempio di come può cambiare la mobilità elettrica. Io penso che noi abbiamo sempre di più, per essere competitivi come città, una città attrattiva dove si vive bene, dobbiamo avere più soluzioni di questo tipo anche in futuro. È chiaro che siamo condizionati in questo momento dalla disponibilità di risorse finanziarie. Questo momento non è un momento in cui sei nelle condizioni di investire, però muoverli con soluzioni elettriche, grandi quantità di persone, è la condizione per rendere efficiente la città, oltre che sostenibile. Guardavo anche le immagini che giravano prima nel parco delle energie rinnovabili, la mobilità anche ciclabile attraverso il bike sharing elettrico, che spero che fra oggi e domani, così mi hanno garantito, la sovrintendenza ci autorizzi l'installazione delle postazioni in centro storico, che ormai è un tormentone che ci trasciniamo da un anno. Quindi questo lo possiamo annunciare che dovrebbe essere... Insomma, mi hanno detto, guarda, è in arrivo il pezzo di carta, e questo ci consentirà di far decollare finalmente il servizio, e dove avremo su 280
biciclette ne avremo circa 50 elettriche, e il che significa elettriche vuol dire a pedalata assistita, fra l'altro alimentate direttamente al fotovoltaico. Questo per dire come cambia, ma come nel breve periodo di tempo. Come in Europa del Nord, insomma, perché tra l'altro... Esatto. Ma insomma, poi quando si scopre che è più friendly, che è più agevole muoversi così, diventa un atteggiamento mentale. Noi oggi siamo molto vincolati alle nostre cattive abitudini, ma dicevo che negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo fatto investimenti che si vedono, siamo stati anche qua. Posso dirlo, visto che non ho contraddittorio, che non possono contraddirmi loro due, no, ma perché è un dato. È incredibile come siamo stati considerati la prima città che ha investito di più a livello europeo sul solare fotovoltaico. Prima città in Europa. Certo, non è apparso ovviamente rigorosamente sui quotidiani o sulle televisioni, perché non fa notizia, però devo dire che una certa soddisfazione questa ce la provoca, perché abbiamo investito solo la parte pubblica, però è stato un generatore anche di iniziative dei privati, quantità impressionanti di produzione elettrica. Pensate al parcheggio dello stadio, quello nord e quello sud, tutte le scuole, tutte le palestre, il parcheggio del palasport, cioè tutta la parte, il suolo pubblico che potevamo utilizzare in modo razionale, l'abbiamo costruito un generatore elettrico. E con noi l'hanno fatto poi l'Interporto, il mercato agroalimentare, Acergas APS, la stessa APS Holding, e oggi siamo nelle condizioni fra la produzione elettrica del fotovoltaico e la produzione elettrica generata dal forno, quindi dal termovalorizzatore, noi abbiamo un'autosufficienza energetica che copre, considerando 4.300 kWh all'anno, che è il consumo medio per persona, in pratica abbiamo una produzione elettrica pari al consumo di 141.000 abitanti equivalenti. Beh, questo è un bel traguardo, certo. Però non è che ci limitiamo ai traguardi, noi ci dobbiamo dire oggi siamo qua, domani vogliamo arrivare là, perché la città si misura nel suo cambiamento, nei processi che riesce a mettere in moto, non dice sono bravo e mi beo di me stesso, no. E la cosa, ed è una cosa su cui sto lavorando in queste settimane, voglio realizzare una sorta di cruscotto di cos'è la città, come quello dell'auto, che misura le tue performance, quanto olio stai consumando, quanta velocità stai andando, quanta benzina ti rimane. Bene, misurare non soltanto riferite a noi stessi, ma misurarci in rapporto ad altre città che abbiano caratteristiche più evolute, perché se mi confronto col Cairo, con il rispetto degli egiziani, vinciamo sempre, perdiamo con El Shaarawy, ma su altri piani vinciamo. Ma se mi devo confrontare con città del nord Europa, dall'altro lato mi devo indicare degli obiettivi che voglio raggiungere, non soltanto come pubblica amministrazione, ma tutti noi, perché quello farà la differenza sulla qualità della città. Assolutamente. Poi voglio andare anche a spiegare, a raccontare che cos'è questo parco delle tecnologie, perché poi parlando anche in giro pochissimi, anzi, non lo conoscono, quindi voglio che lei ce lo illustri un attimo. Lo tengono nascosto, perché hanno paura che diventi troppo nota. Infatti lo tengono un po' nascosto, infatti è vero. E poi andiamo anche nello specifico i mezzi di trasporto ecosostenibili cosa sono, perché giustamente bisogna anche che ci sia un po' di divulgazione di certe notizie, perché si parla sempre bene e tanto di cose negative con grande verità, però poi di quello che c'è di positivo si costruisce non si sa assolutamente nulla. Del tram si è parlato più quando le biciclette si incastravano sulla ruota, sulla rotaia, che non quando funziona bene. Assolutamente, infatti. È palese, lampante. No, poi ci sono arrivati dei messaggi proprio alla luce del lancio della trasmissione, è stato fatto venerdì, che chiedevano: ma i mezzi di trasporto pubblico perché non possono essere elettrici, perché non possono essere, ci sono certi che hanno del fumo nero che esce, quelli citavano della sita, eccetera, quant'altro. Quindi vediamo anche da queste spiegazioni. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci qua, ritorniamo sul nostro argomento. Io voglio far capire ai nostri telespettatori questo parco delle tecnologie che cos'è. Vediamo ancora le immagini e che valenza viene ad avere, perché noi fuori onda intanto stavamo chiacchierando e ci diceva anche Mazzonetto che è estremamente
e anche il manager che è visitato, conosciuto, che c'è una forte presenza, però bisogna un po' andare oltre i confini delle persone interessate di che sono già a conoscenza, quindi spiegarlo a chi ci ascolta. Diciamo che cogliendo un po' anche, tanto ringrazio per la vetrina, il Parco Fenice è in Lungargine Rovetta, nell'isola di Terranegra, è prospiciente Padova, sì, è diciamo una zona polmone tra la zona industriale che è composta da 1600 imprese, una delle più urbanizzate diciamo del nord-est, e la città di Padova che comunque ha indici urbanistici importanti, quindi è un'oasi verde, un polmone che per quanto ci riguarda siamo riusciti a riqualificare grazie all'aiuto del Consorzio Zona Industriale di Padova e agli scout del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani, diciamo due soggetti anche un po' difficili da mettere assieme, infatti. Però volontariato e la mission sociale di un consorzio primario come ZIP credo che sia già un concetto di governance vincente. E tolto questo, poi il Parco Fenice delle Energie Rinnovabili raggruppa un percorso didattico che ha visto quest'anno la presenza di 450 scolaresche di tutti i livelli, dalle primarie fino alle superiori, che ci hanno assistito da 7 regioni diverse d'Italia, ma anche dall'estero, sono venute dai paesi nordici, anche da Israele, quindi inizia a avere nel segmento della didattica scolastica una importanza sicuramente rilevante. Si fanno percorsi didattici sul fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, l'efficienza energetica, i rifiuti, l'acqua, quindi insomma si aggrediscono tutti quei temi che poi trasformiamo anche in termini di contenuto per le imprese, supportando le imprese sui temi della formazione inerentemente ai quadri di qualifica per le energie rinnovabili, al supporto sugli incentivi fiscali per la green economy, tutti i temi che permettono alle imprese di vivere se concepiti nei tempi giusti. Faccio un esempio: in questo momento passiamo da una bolla speculativa per esempio del fotovoltaico che era stata spinta dal conto energia ad una parcellizzazione degli impianti basati su un combinato di pompe di calore fotovoltaico che utilizzano gli incentivi del 55% per l'efficienza energetica e del 50% sul risparmio energetico. Temi apparentemente difficili da spiegare, ma salvano l'economia se spiegati al numero incredibile di filiere di installatori che hanno popolato l'economia del Veneto. Bisogna in poco tempo riuscire a mettere strumenti di finanziamento e di marketing molto appropriati nelle mani di tutti questi installatori affinché riescano a commutare un mercato che prima era di megawatt in tanti mercati che adesso hanno i 3, 5, 10 kilowatt di segmento di interesse. Ecco, tutta questa attività richiede ricerca, richiede una fase applicativa, una fase dimostrativa, richiede una fase di colloquio con le ditte madre che in questo momento costituiscono l'economia, perché oggi è vero che l'economia è in crisi, ma c'è un'economia verde che sta trovando un fortissimo respiro sullo storage, sulle smart grid, sui progetti legati alla ricerca, per esempio sull'immagazzinamento dell'energia e la distribuzione intelligente dell'energia. Però di cui se ne parla solo molte volte tra addetti ai lavori, condivide Mazzonetto, cioè prima si stava parlando proprio sempre fuori onda e vorrei che lei lo spiegasse. Anche se non è addetto ai lavori, ai nostri telespettatori che poi possono avere anche un'età diversa, magari alcuni non sono più giovani eccetera, la comunicazione 2.0 attraverso la quale voi avete raggiunto un numero straordinario di partecipanti a questi 2 giorni di formazione, attraverso la quale molto probabilmente il parco è molto conosciuto, in che cosa consiste? Quindi tutti coloro che sentono 2.0, che cosa vuol dire? Noi faremo 2 giornate di formazione specifica di marketing 2.0 concentrato proprio sulla green economy e in modo particolare quest'anno sulle energie rinnovabili e sulle città elettriche. È il mondo dei social network che però vanno presi e messi in rete tra di loro, cioè quindi si creano dei blog, si creano ovviamente delle pagine ad hoc non solo per l'evento ma per tutto quanto il sistema. Noi oltre alla pagina di confserviziveneto.net abbiamo una pagina di Veneto Sostenibile Responsabile, abbiamo la pagina Conservizi Veneto 2.0, la quale si dirama poi sui vari social network, Facebook, quindi Twitter, un modo per entrare a contatto con tantissimi, LinkedIn, Twitter, cioè tutti quanti, e le notizie vengono sparate su questo e vengono continuamente alimentate, poi la gente si appassiona, alimenta con i propri commenti. Siamo arrivati per questo evento specifico a 30.000 contatti in 4 giorni
e questa mattina dalle 8 a mezzogiorno e mezzo circa, il contatore dava 800 presenze, quindi è un continuo e faremo della formazione dove abbiamo dovuto negare l'accesso in sala perché le domande erano eccessive, ma non soltanto di giovani, perché ormai i social network e davanti al computer ci sono anche le persone di mezza età, le persone diversamente giovani come me. Insomma, c'è una telefonata, se non sbaglio, ancora in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Pavanello. Buongiorno, chiedo dalla regia se ci alzano il volume perché non la sentiamo. Prego, dica, da dove chiama? Sì, allora io sto chiamando da Padova. Sì. Allora io dico ben venga tutto ciò che è elettrico, direi, e tutto ciò che voi promuovete, che è una cosa giusta e penso che sia il passo proprio per seguire il Nord Europa. Però io mi preoccupo anche di Padova come città, perché Padova non mi sembra sia una città dove l'uso della bicicletta sia un uso corretto, a parte il fatto che comunque a una certa ora di sera trovare un fanalino che funziona su una bicicletta è un caso, ma poi anche una città dove queste biciclette verranno date in mano a giovani, non dico scalmanati, ma vorrei usare il termine peggio, per quello che io ho la possibilità di vedere, che ho persino paura di correre in macchina, perché a una certa ora di sera ti sbucano da tutte le parti e, come ho detto, né fanalino né fanale a Padova non esiste, sembra un caso. Voglio dire, chi pagherà poi tutte le spese di questi ragazzacci che si comportano in questa maniera e che non leggeranno molto probabilmente queste biciclette che non saranno certo di poca spesa? Grazie. Grazie del suo intervento. A lei. Sì, immagino stia parlando del servizio bike sharing, delle bici elettriche in particolare. Condivido anch'io l'osservazione che faceva sulla maleducazione di molti ciclisti. Io mi muovo prevalentemente in bicicletta perché in fondo, non avendo necessità di andare fuori città, ma rimanendo in città praticamente, insomma, il tempo di 25 minuti da casa mia che abito fuori sono esattamente gli stessi tempi di un'auto. Quindi da buon ciclista però dico che i ciclisti sono molto maleducati, nel senso che abbiamo fatto 170 km di piste ciclabili e spesso li vedi sulla strada. Alla sera non hanno i fanalini, ma questa purtroppo è una condizione della scarsa educazione civica, scarso senso civico che c'è un po' nel nostro paese. Fra l'altro è un problema di incolumità per le persone stesse, senza contare quelli che vanno sotto i portici, che invece sono adibiti solo ed esclusivamente per i pedoni. C'è un problema quindi anche di rispetto della convivenza, ma questi purtroppo, come dire, sono aspetti generali di educazione. Il servizio di bike sharing è immaginato come servizio ovviamente generalizzato a tutti coloro che si iscrivono, che devono versare una quota di iscrizione, che hanno una tessera. La bicicletta è usabile solo e uno può prelevarla solo ed esclusivamente se è un abbonato e viene riconosciuto come tale, altrimenti la bicicletta non si sgancia dal supporto e nel momento in cui la usa ne è responsabile fino in fondo, quindi gli eventuali danni, le eventuali mancanze vengono addebitate a lui. In secondo luogo, come si fa a gestirlo? Non è a carico il servizio dell'amministrazione pubblica, è vero che abbiamo attinto anche per la sua realizzazione a contributi, finanziamenti del Ministero, in questo caso anche dell'Unione Europea, anche se con qualche problema, ma insomma viene gestito direttamente da un'impresa privata che ha vinto una gara, la quale ricava i propri proventi e dall'iscrizione che ognuno di noi si farà, costa 20 euro all'anno, e l'uso nella prima mezz'ora non comporta oneri, quindi non costa nulla, perché tanto è vero che è pensato per spostarsi da una stazione all'altra, non per tenersi la bicicletta tutto il giorno, perché la devo condividere con altri, quindi si chiama bike sharing, ovvio, bici condivisa esattamente per questa ragione. E l'altro modo attraverso cui ricavano il profitto, cioè pagano il servizio, è attraverso la pubblicità, perché hanno avuto a disposizione dei metri quadrati di spazi pubblicitari attraverso cui remunerano la propria attività. Ecco, io sono consapevole che qualche problema ce l'avremo, perché lo si vede la maleducazione, si vede anche come
il furto in passato e anche oggi sia un problema generale, però confido molto sul fatto che, essendo biciclette di cui dovremmo, come dire, avere noi stessi rispetto, e le postazioni sono quasi tutte controllate anche da telecamere, dovremmo riuscire a individuare, a creare quelle condizioni, insomma, che ci faccia elevare anche come tenore del nostro senso civico e anche come, insomma, rispetto poi del patrimonio pubblico, perché questo è il vero problema. Guardavo venendo qua le scritte, i graffiti che vengono fatti sui muri, che è una cosa che mi fa impazzire ogni volta, eppure sono fatti dai figli magari di genitori che si lamentano che ci sono i graffiti, perché non è che sono fatti da un soggetto che viene dalla Luna, è un soggetto che vive qua, si muove fra di noi, che quando li fa, e lo si vede dalle telecamere che abbiamo, sono tutti quanti travisati con il passamontagna in testa di notte, in modo tale di non farsi riconoscere dalla telecamera, perché sennò te li andresti a prendere e te li porteresti a casa. E insomma, questo per dire, cioè, come il problema della convivenza nelle realtà complesse, nelle città come la nostra, sia una delle grandi sfide, però noi dobbiamo continuamente lavorare per darci obiettivi superiori, perché altrimenti rischi soltanto di rimanere vittima di te stesso, di farti trascinare verso il basso dall'ultimo dei cretini che adotta comportamenti, come dire, non congrui. E allora le cose di cui parlava anche Grigoletto poco fa, anche il parco delle energie rinnovabili, è un modo, ed è nato anche un po' con questa finalità, per mostrare ai ragazzi, è un laboratorio a cielo aperto e che ti dà quelle cognizioni elementari, soprattutto per i bambini più piccoli, sulle potenzialità di una produzione energetica, ma anche di un'economia legata alla sostenibilità, e quindi a come si rispetta l'ambiente, come si fa economia. Questa è la grande sfida su cui noi dobbiamo lavorare nei prossimi anni, perché dentro questa crisi, con le aziende che chiudono, persone che rimangono a casa senza lavoro, o ci poniamo il problema di come ricrei il lavoro e lo rendi diffuso, e quindi per recuperare le persone che oggi sono andate fuori mercato, se no la nostra rischia di essere una società completamente disequilibrata, che non può reggere, perché la contraddizione sociale prima o poi esplode, perché è già successo decine di altre volte nella storia. Allora noi dobbiamo darci degli obiettivi, coltivare delle sfide affinché la nostra sia una realtà interessante, in cui valga la pena di investire, in cui si investe in competenze. Anche questi elementi di formazione di cui parlava Mazzonetto poco fa vanno in questa direzione, perché se avremo competenze come città faremo la differenza rispetto agli altri. Dobbiamo però essere sempre, darci obiettivi alti, perché anche gli altri lo faranno. Noi dobbiamo fare di più. D'altra parte, fino a 10 anni, 15 anni fa non avevamo i cinesi con cui fare i conti. Adesso ce n'è 1.300 milioni che fanno a prezzi ridicoli, lavorano come pazzi, no? Tanto è vero che se dicono gli europei, siete quelli che non lavorano, no? Perché considerano il sabato e la domenica libero un lusso che loro non conoscono. Esatto. Questo per dire, no? Allora, è chiaro che dovremmo stare sempre sul segmento alto. Prima di andare in pubblicità, Mazzonetto. Sì, c'è molto da fare, come diceva bene il vice sindaco Rossi, i mezzi hanno ancora un costo, perché c'è tutta una tecnologia da sviluppare. E chi la sviluppa se non le nuove generazioni, cioè chi sta studiando e chi sta facendo ricerca? Chi sta facendo ricerca sono giovani che domani o continuano a fare ricerca, oppure la ricerca loro va all'industria, e qui è importante che la scuola sia il collegamento col territorio, il collegamento con l'economia, perché abbiamo ancora delle scuole, anche l'università, non soltanto le scuole superiori, anche l'università, che è ancora molto lontana dal territorio, molto lontana dall'economia, e quindi dobbiamo creare questo anello di congiunzione tra
la città, i giovani, la popolazione e il mondo produttivo, che poi sono le stesse persone poi alla fine, perché gira e rigira sempre persone stiamo parlando. Oggi studiano, ma domani lavorano, o fanno gli impiegati o fanno gli imprenditori. Hanno le idee devono trasformarsi in qualche cosa di produttivo, che fa anche reddito, che fa anche nuova occupazione. Credo che sull'energia rinnovabile ci sia moltissimo da fare, perché le auto che adesso costano molto devono abbassare i loro prezzi. Quello che 30 secondi, ma il sistema consente questo? Perché alla fine i grossi interessi consentono questo, che vantaggio ne possono trarre, se non l'avrebbero già fatto? Diciamo che alcuni equilibri si stanno spostando. Certo, abbiamo vissuto, specie nel Padovano, la chiusura di 5-6 realtà a livello internazionale molto forti, che sono passate un po' in sordina, però era possibile anche commutarle. Alcuni lo stanno facendo con grandissima intelligenza, perché i temi dell'efficienza energetica sono vicini ai temi delle smart grid, poi sono molto vicini ai temi della produzione di pannelli fotovoltaici. Quelle competenze possono essere facilmente commutate. Ovvio che bisogna connettere i 3 asset principali: ricerca, reti di impresa, quindi lavorare sulle filiere interconnesse, e soprattutto consapevolezza dei cittadini, e lo sappiamo, ci vogliono 3 generazioni per avere una sensibilità spontanea nell'utilizzare una tecnologia diversa o nel differenziare un rifiuto. Ci vogliono 3 generazioni perché arrivi spontaneo e non venga filtrato dal ragionamento, insomma. E accorciare questo tema lo si può fare attraverso l'educazione e la sensibilizzazione, che un parco come la Fenice riesce a fare, insomma. Ecco, questo pubblicità, poi torniamo nuovamente insieme. Allora, ritornando un po' a noi, e parliamo anche di mezzi di trasporto, dobbiamo dare risposte anche a chi ci dice i mezzi di trasporto pubblici, ma questi sono al di là del tram, sostenibili, si proiettano anche questi in un'ottica, oppure alla luce di tutto quello che abbiamo detto anche in volte precedenti, con i finanziamenti tagliati, eccetera, 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 lì siamo in una fase di stallo, perché anche questi dovrebbero... Le nostre aziende di trasporto sono quelle che hanno il parco mezzi più giovane che ci possa essere. Sono le aziende che quando comprano un nuovo mezzo cercano di comprare il mezzo che va a metano anziché a diesel. Credo che ormai il parco mezzi che va a diesel si sta sempre più riducendo, con i mezzi invece meno inquinanti, o comunque Euro 4 se non Euro 5, o comunque a trazione a metano. Quindi c'è una sensibilità da parte delle nostre aziende di sapere che con un autobus comunque posso portare 40-50 persone, col tram 140-150 persone, anziché avere 140 macchine che entrano nella città. La città è chiaro che deve essere ridisegnata, qui magari colgo anche l'occasione per dire che se i mezzi pubblici avessero delle corsie preferenziali e avessero una possibilità di avere una velocità chilometrica in città più sostenuta, ci sarebbero degli ulteriori risparmi e sarebbero ancora più attrattive per la popolazione, perché un mezzo come il tram credo raggiunga i 17-18 km orari con le fermate, ma l'autobus scende di molto all'interno della città, quindi diventa difficilmente competitivo e soprattutto ha delle emissioni molto forti. Esatto. Quindi diciamo che con degli investimenti con le corsie preferenziali si può fare molto. Gli investimenti, comprare gli autobus nuovi costano molto, la Regione sta tagliando in modo drastico i finanziamenti, ma sono tagli che arrivano comunque a livello nazionale, che poi ricadono in una regione come il Veneto,
Veneto, che ancora una volta, ripeto, è la più virtuosa, nel senso che abbiamo le aziende che recuperano il 45% dei costi di gestione dei biglietti, quando la media nazionale è del 20-25%. E quindi siamo al di sopra dei 20 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Siamo 10 punti, quasi 12 punti sopra la soglia prevista dalla legge Burlando, che prevede il recupero del biglietto del 35%. In Veneto le nostre aziende recuperano il 45%. Eppure il Veneto è quello che subisce i maggiori tagli. Per questo abbiamo preso, purtroppo stiamo alimentando uno studio di avvocati che stanno prendendo abbiamo dovuto denunciare la Regione Veneto per i tagli che le aziende nostre hanno subito, e questo non lo accettiamo, e il TAR ci sta dando ragione, con anche il Consiglio di Stato. Questa è una notizia interessante. Assessore, tra l'altro lei è assessore all'urbanistica, per cui questa competenza. C'era un messaggio che è arrivato ancora prima che chiedeva: ma si stanno costruendo tante piste ciclabili e lavori relativi all'urbanistica cittadina, ma per il sociale invece ci sono dei tagli previsti e a fare le spese sono sempre le solite fasce. Che cosa risponde al riguardo? Che come dire, sono due aspetti intanto che vanno considerati, che noi abbiamo il bilancio che è diviso in due parti. La parte corrente, con la parte corrente cosa facciamo? Gestiamo gli interventi sociali, produciamo cultura, facciamo tutte le cose ordinarie che servono per la vita di una città. Le parti invece relative agli investimenti, intanto da dove derivano quei soldi? Derivano da capitali, da valori, da immobili di cui il Comune era proprietario, che può reinvestire solo nella creazione di nuovi investimenti. Allora, e sarebbe d'altra parte, io condivido questa cosa, non solo perché è una buona prassi di buona amministrazione, voglio dire, anche nelle famiglie, che gli investimenti proseguano e abbiano un canale separato anche nei momenti di crisi. Perché mi rendo conto, visto che è un altro messaggio prima, che ti verrebbe da mettere tutto per il sostegno più minuto. Se tu trasferisci tutti i soldi là, non investi, quando li hai finiti sei morto. Sei morto. Allora noi non ci possiamo permettere questa cosa qua. E c'è un equilibrio, è chiaro che i tagli ci sono pesanti, si fanno politiche di investimento perché la sostenibilità è una delle condizioni indicate da tutti i programmi quadro, e c'è anche avere le piste ciclabili. Uno dice ma è una sciocchezza, no, tanto ti consente di risparmiare. Mette a disposizione, come dire, crea sicurezza, consente di mandare a scuola i bambini in bicicletta anziché portarli al genitore, è il risparmio che si produce nelle famiglie, cioè potremo leggerlo in moltissimi modi, ma soprattutto crea una dotazione che rimane per un lungo indefinito di anni, un numero indefinito di anni, non è una cosa che tu consumi. Cioè, quindi c'è un'attenzione che noi dobbiamo avere in tutte e due le direzioni, e mi pare che fra l'altro la nostra città la stia tenendo. Guardavo anche la cosa le macchine della polizia non hanno la benzina. Diciamo che il Comune di Padova ha comprato le auto per i carabinieri e per la polizia per poter aumentare il parco auto, perché avevano auto vecchie, quindi ci siamo in qualche modo privati di risorse che avremmo potuto spendere in altro modo. È chiaro che, che dovrebbe essere a carico dello Stato, ma c'è un modo per darsi anche una mano, ma contemporaneamente dobbiamo fare anche altri investimenti. E guardate, questo è del bike sharing, adesso qualcuno può dire ecco dove chi butta via i skate, no? I magna, ho visto i soliti, sono quelle cose che capisco, perché quando uno ha visto Fiorito in circolazione dice evidentemente può succedere, ci sono personaggi in giro che ne hanno combinate di cotte e di crude, però anche qua stiamo dentro un orizzonte
che tenta di costruire un miglioramento della situazione della città. È un indicatore che nelle altre città europee ha fatto sì che si generasse economia ed è fatta di tanti piccoli tasselli. Se io lo guardo isolatamente, non dico riesce a capire una portata. quello dico buttalo via, ma guarda dove spendono i soldi, a parte che sono soldi che ci ha dato proprio l'Europa. Certo, sì, allora, sono dei fondi che vanno utilizzati, talvolta la cosa che perdono. devo dire mi fa un po' anche sorridere, perché una buona amministrazione qual è? È quella che riesce ad attingere risorse che arrivano dall'Europa. Certo. Di solito l'Italia le perde, noi abbiamo la fortuna anche di vincere. Sì, comunque... Il fatto di vincere, dico, guarda dove li spende. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse un po' di coerenza nel pensiero, perché altrimenti si butta in vacca tutto. Certo, allora, ed è un paese che si fa del male, quello in cui prevale questo spirito qua. È un sentimento negativo, tanto non funziona niente. Cioè, è un paese fatto di persone che non ci credono più in loro stessi. Io credo invece, pur sapendo di tutte le difficoltà, dobbiamo avere quella forza di volontà che traguarda sugli obiettivi, che sa dove vuole andare, perché sa che là riprende, rigenera economia, sei competitivo, ridai lavoro alle persone, se no, anche se siamo i più bravi, spendiamo tutti i soldi per le situazioni di disagio che ci sono in questo momento, alla fine non ne usciremo mai, prima o poi li avremo finiti. Assolutamente. Tutti. Siamo arrivati al termine, un'osservazione proprio di chiusura, comunque verissimo, ma tutto nasce dalla mancanza di conoscenza, come diceva giustamente. Quindi qua anche il plauso comunque a Confservizi, che ha dato molta visibilità a questa iniziativa. Anche il Comune stesso, quando fa delle cose pregevoli, Comune, gli enti eccetera, devono farne comunicazione alle persone in modo da spiegare i vari passaggi. Una volta che uno è a conoscenza di certe cose se ne gode anche, perché hanno piacere tutti i nostri telespettatori avere notizie positive. Non penso che siano così autolesionisti nel vedere solo il negativo, però bisogna farle conoscere giustamente a tutti, perché altrimenti non si vengono a sapere, si vedono solo gli aspetti poco piacevoli. Questo è un capitolo, ne apriremo anche altri perché sono molto interessanti, quindi ringrazio della partecipazione i nostri ospiti qui in studio e della vostra naturalmente con i messaggi e le telefonate, e naturalmente noi ci vediamo domani. Grazie.